Marco Tomba insieme a noi, autore della rete, che insomma ha riacceso un po' le speranze, e poi nel finale un gran pressing, ma il Forte dell'Arme ha retto botta e mi pare anche molto bene. Sì, assolutamente, noi siamo venuti qua con l'idea di fare la partita, di pressare tutto il campo, di costringere un po' il Forte a avere poco la palla e a fare noi la partita. Penso che per gran parte della partita lo abbiamo fatto, l'unico problema nostro è che penso che oggi è stata anche un po' la prova che prendiamo poche palle in porta, però quelle che prendiamo sono super pericolose. Abbiamo preso uno contro il portiere l'ultimo minuto e chiaro, noi veniamo qui con l'idea di pressare, però facciamo errori e quando facendo il pressing sbagli un attimo c'è un buco gigante. Beh, senza ombra di dubbio quando sbagli in uno sport come l'hockey su pista, però insomma il Lodi ad esempio ha pareggiato in casa contro il Novara, perciò diciamo che era la serata delle squadre sotto, ecco, no? Per fortuna non siete stati riagguantati da questo Lodi che avrebbe anche potuto mangiarvi e rosicarvi dei punti. Sì, beh, squadre sotto sicuramente in questo campionato è molto equilibrato, ricordo che il Forte ha vinto comunque in casa del Trissino, quindi sì, squadre sotto ma solo in classifica, perché penso che comunque più o meno in ogni pista bisogna giocarsela. E per quanto riguarda il Lodi, sinceramente in questo momento non ci interessa, perché noi pensiamo a fare il nostro percorso, pensiamo a rimediare, cioè cercare di lavorare sui nostri errori e cercare di accumulare più punti, perché mancano 5 partite alla fine del campionato e vogliamo cercare di arrivare alla posizione più alta possibile per i playoff. Mi è sembrata una gran difesa quella del Valdagno, un attacco anche, però poi là davanti un po' di confusione, un po' troppa confusione davanti alla porta. Beh, per quanto riguarda la difesa, secondo me, a parte quando facevamo errori, il pressing l'abbiamo fatto molto bene, soprattutto quando perdevamo palla. Per quanto riguarda l'attacco non è facile giocare contro una squadra come il Forte, perché comunque loro difendono bene, difendono anche abbastanza chiusi e noi come giochiamo tanto l'uno contro uno facciamo un po' fatica contro le squadre che difendono chiuse, e dopo chiaramente in porta c'è uno se non il migliore portiere della Serie 1 anche a livello mondiale, e penso che abbiamo sbagliato un po', soprattutto nel primo tempo, a fare molti tiri forzati che l'hanno scaldato, e un portiere del genere se lo scaldi dopo diventa un problema, infatti penso che abbia parlato molto stasera. Bene, io ti ringrazio Marco, alla prossima. Grazie, alla prossima. Un saluto a tutti. Ciao.